L'Istituto Comprensivo Pirandello di Porto Empedocle oggi inaugura un presepe intitolato C'era una volta Porto Empedocle, un presepe che riproduce le vecchie botteghe e personaggi realmente esistiti negli anni 50 e 60 della nostra cittadina. In verità l'idea nasce con l'adesione della scuola al progetto dell'Unicef Adotta una Pigotta. Ci è sembrata una bella opportunità formativa per i bambini, fargli provare un'esperienza di solidarietà, poiché una pigotta salva una vita, come dice l'Unicef. E allora ogni classe ha adottato una pigotta, per un totale di 21 classi coinvolte. E poiché l'Unicef non aveva imposto un tema, ma lasciava le scuole libere di poter vestire le pigotte per come meglio si voleva, allora ci è sembrato carino vestirle di antichi marinai, di cittadina marinaresca appunto. Il passaggio con la scelta successiva è stata quasi conseguenziale, e allora perché non farli vestire di personaggi realmente esistiti, e perché in prossimità del Natale non allestire un presepe originale? È venuta fuori un'idea assolutamente bizzarra che ha coinvolto tutte le mamme, ha coinvolto i nonni che con i loro racconti, che con le loro storie hanno permesso ai bambini di vivere insieme a loro quella che è stata la Porto Empedocle di oltre 50 anni fa. Senza volere il progetto è diventato anche un progetto di storia delle tradizioni popolari, conoscenza e ricerca di quelle che sono le tradizioni culturali, economiche anche della società. Si è creato un bel collante con le famiglie, tutte quante coinvolte, la scuola dell'infanzia ha realizzato dei dolci tipici, la scuola primaria alle pigotte, la scuola media si è dedicata alle musiche. Insomma, siamo contenti perché abbiamo restituito ai nostri bambini, ai loro genitori, ai loro nonni e più in generale a tutta la cittadinanza un momento di sorriso magari un po' malinconico, ma anche allegro, perché la memoria della città può continuare sulle gambe dei nostri piccolini.